Siamo con Marco Maruzzo, oncologo all'Istituto Oncologico Veneto e componente del Working Group IOM Giovani. Marco, quali sono le principali novità che abbiamo visto per quanto riguarda il trattamento immunoterapico nel carcinoma uroteliale e cosa ci aspettiamo dal futuro? Grazie Lorena per questa domanda. Lo scenario nel trattamento delle neoplasie uroteliali è drasticamente e fortunatamente in maniera positiva cambiato negli ultimi anni grazie all'introduzione di nuovi farmaci e dell'immunoterapia in particolare. Oggi l'immunoterapia rappresenta lo standard nel mantenimento della prima linea per i pazienti che non progrediscono a una chemioterapia convenzionale di prima linea, e questo è un risultato estremamente significativo perché è practice changing rispetto a quello che noi abbiamo sempre fatto in questo setting e per i nostri pazienti. Le vere innovazioni derivano principalmente da quello che ci aspettiamo potrà accadere in setting e in contesti ancora più precoci. Sappiamo che ci sono numerosi studi che riguardano il trattamento preoperatorio, quindi neoadiuvante e perioperatorio con l'immunoterapia da sola e in combinazione con la chemioterapia, e attendiamo di poter offrire ai nostri pazienti dei trattamenti che siano sempre più personalizzati, con delle tossicità possibilmente molto più controllate, dei trattamenti più brevi, ma la cui efficacia sia molto più lunga, tale da cambiare in qualche modo veramente il destino futuro di una neoplasia che prima era una neoplasia molto aggressiva e poco facilmente controllabile, che oggi forse diventa qualcosa che riusciamo a gestire veramente molto meglio per i nostri pazienti. Grazie Marco.